Le sorelle di Kvitor Wettler. Da lungo tempo esiste una fiorente fattoria a Kvitor Wettler nel Borgarfjörður. Un tempo lì viveva una coppia in prosperità. Il marito era una persona calma, premuroso e ben voluto da tutti. La moglie era una gran lavoratrice e orgogliosa del loro successo, ma era considerata una donna autoritaria. La coppia aveva avuto 3 figlie, Helga, Guðrún e Kristín, ciascuna con un anno di differenza l'una dall'altra. Le sorelle erano unite ma competitive e ognuna desiderava superare l'altra. All'epoca in cui ebbe luogo questa storia, le sorelle erano considerate idonee e ambite per il matrimonio. Non guastava il fatto che i loro genitori fossero benestanti e che le figlie potessero aspettarsi una bella eredità. Molti pretendenti speranzoni chiesero la loro mano per poterle sposare, ma furono tutti respinti. Le sorelle temavano che la prima che avesse accettato la proposta si sarebbe ritrovata con un marito meno attraente rispetto a quello con cui avrebbero contratto matrimonio le sorelle successivamente. Così passarono diversi anni e i genitori diventeranno sempre più preoccupati per il comportamento delle loro figlie. Poi accade che il contadino di Kvitor Wettler morirà molto prima del previsto. Qualche tempo dopo il funerale, la madre chiamò le figlie e disse loro: Ho deciso di dividere l'eredità in 3 quote da dividere tra voi a condizione che ognuna di voi trovi marito e vi sposiate con una cerimonia congiunta il loro di Pasqua dell'anno prossimo. Mi rendo conto che tutti voi volete ottenere Kvitor Wettler, ma non è giusto che chi si assicura l'uomo migliore debba anche ottenere la terra migliore. Quindi chi finirà con il marito peggiore otterrà Kvitor Wettler. Gli altri otterranno Hekstaðir e Grimastaðir, che sono anch'essi ottimi terreni nella zona, e in questo modo la distanza tra voi sarà breve. Deciderò io come comportarvi nella scelta del marito e continuare a vivere a Kvitor Wettler, con chi di voi rimarrà qui. La madre guardò le figlie e loro si guardarono tra loro con espressioni sconcertate. Poi aggiunse: Non voglio che conflitti e competizione portino 3 zitelle a vivere a Kvitor Wettler quando sarà giunto il mio momento. Un buon matrimonio è più importante della posizione della casa. Le figlie trascinarono i piedi con esitazione e così la madre ripete: Siete d'accordo che un buon marito è più importante della terra su cui si vive? Si guardarono e approvarono, anche se con una certa riluttanza. Poco dopo, le sorelle cominciarono a cercare marito, poiché molti pretendenti provenienti dalla regione occidentale avevano già fatto loro la proposta di matrimonio. Si concordò che Guðrún avrebbe cercato nella regione settentrionale, Helga in quella orientale e Kristín in quella meridionale. Tutte affermavano che intendavano trovare un uomo gentile e intelligente, ma avevano altri piani in mente. Conquisterò Kvitor Wettler, Pensò ognuna di loro. anche se dovessi pagarlo con un marito stupido. La Pasqua si avvicinava velocemente e tutte le sorelle avevano già scelto il loro futuro marito. Tuttavia, non volevano presentare la madre o presentarsi loro davanti ai loro futuri mariti. Arrivarono a Kvitor Wettler il giorno prima di Pasqua e si stabilirono nelle stanze nuziali che erano state preparate per ciascuna sorella. La sorella maggiore, Helga, aveva scelto un uomo che nel suo distretto era noto per il suo intenso desiderio di cantare. Il problema era che aveva una terribilmente sgradevole e, per giunta, era pure stonato. Helga disse al suo futuro marito: Quando varcherai le porte della chiesa e noi percorreremo la navata, dovrai cantare il più possibile e non fermarti finché non te lo dico io. Lui acconsentì a questa richiesta. Nel frattempo, lo sposo di Guðrún notò che le stava armeggiando con qualcosa tra le mani, come se stesse tessendo, e con curiosità le chiese: Cosa stai facendo, mia cara? Sto filando un tessuto leggero disse. che dovrai indossare il giorno di Pasqua, e così fine e sottile non si può né vedere né sentire. Lo indosserai quando ci sposeranno in chiesa. L'uomo guardò attentamente il tessuto che la sua futura moglie stava filando, ma non vide nulla.
Goron lo convinse che nessuno né in passato né in futuro avrebbe mai potuto vantare un abito così bello e finemente lavorato a maglia. Dopodiché lo sposo fu felicissimo dell'abito che avrebbe indossato per il suo matrimonio. La terza sorella, Kristin, affrontò come segue la questione con il suo sposo. Domani quando ti sveglierai sarai morto. Potrai sentire e vedere, ma dovrai restare immobile a fare tutto come ti dico io. Ho fatto costruire una bara per te, nella quale dovrai giacere e poi lo porterò in chiesa. Devi credere e fidarti di me, perché quello che ti dico io è vero. All'inizio lui non era per niente d'accordo, ma lei era così insistente che acconsentì e accettò il piano a condizione che venisse praticato un foro nella bara attraverso il quale lui potesse vedere. La vecchia chiesa di Torba di Kvannere era piena. La gente era arrivata da ogni parte del distretto per partecipare alla messa di Pasqua. Si era sparsa la voce dell'imminente matrimonio delle sorelle Kvittorvetter e la gente era curiosa di dare un'occhiata ai mariti che avevano scelto dopo aver rifiutato così tanti giovani meritevoli della regione occidentale. I fedeli rimasero sbalorditi quando videro una bara accanto all'altare. Si mormorava che nella bara ci fosse uno dei futuri sposi. Proprio mentre la gente si chiedeva se congratularsi o porgere le condoglianze, un altro futuro marito entrò di corsa in chiesa, cantando e urlando come se avesse perso i sensi e tutti rimasero meravigliati. Lo seguì il terzo sposo, vestito con un raffinato velo di seta e fuori di sé dalla gioia per il suo abito da sposo. I fedeli non capivano cosa stesse succedendo. Alcuni erano altamente indignati, ma la maggior parte non riuscì a trattenersi e scoppiò a ridere per quella buffonata. Il sacerdote si avvicinò all'altare e cercò di calmare la congregazione. Poi notò la salma nella bara che spirciava attraverso il buco, che cominciò a parlare in modo che tutti nella chiesa potessero sentirlo. Se non fossi morto, adesso comincerei a ridere. La madre era arrivata in chiesa piena di aspettativa per incontrare con i suoi futuri generi. Ora si rendeva conto di quanto fosse grave la situazione e di quanto si fosse sbagliata nel promettere la terra migliore al maggior marito. Guardò le sue figlie con aria triste e disse: Avete scelto male i vostri mariti. Poi, guardando i tre uomini che stavano insieme sconsolati dall'altra parte della chiesa, e poi di nuovo le sue figlie, aggiunse: Chi va piano e con prudenza vince la gara. È difficile dire chi si è comportato più sconsideramente, voi sorelle o i vostri futuri mariti. Mentre diceva questo, ansimò rumorosamente e si aggrappò al bracciolo di un branco della chiesa. Le sue gambe cedettero e si lasciò cadere lentamente sul banco, dove rimase rannicchiata. Tutti gli occhi erano puntati su di lei e nella chiesa regnava un silenzio imbarazzante. Il suo corpo sussultò e si udì un suono soffocato. I fedeli guardarono le tre figlie, che si guardarono tra loro e poi guardarono i loro futuri mariti. Nessuno osava muoversi o fare alcun rumore. Le contrazioni della matrona di Kvittorvetter aumentarono finché non si rialzò e divenne evidente che i suoi occhi erano pieni di lacrime dovute alla forte resa. Anche le persone presenti in chiesa si unirono lentamente alle risate, tranne le tre figlie, che rimasero in piedi con la testa bassa. La madre le guardava attraverso le lacrime e ansimava perché non riusciva a smettere di ridere. Dopo un po' si portò le mani al petto, il suo viso diventò rosso e gonfio e cominciò a contorcersi. I tre imbecilli si diedero delle pacche sulle cosce e risero più forti di tutti quando la loro futura suocera cadde morta sul pavimento della chiesa. Spesso la linea tra la vita e la morte è sottile.